Questi episodi quindi vanno colpiti, poiché devono servire da deterrente per i ragazzi che non devono assolutamente continuare su questa strada, anche perché il grande criminale non è che nasce tale, comincia con gli atti di bullismo e poi con episodi sempre più gravi diventa poi un personaggio che magari poi commette episodi ben più gravi che lo fanno finire in carcere per molti anni. Quindi deve avere un'efficacia educativa, tant'è che la misura applicata, la misura personale applicata, quella del divieto di frequentare il centro storico e l'obbligo di starsene a casa dalle 21 alle 6 del mattino, è come dire quasi una mano che lo Stato tende a questi ragazzi per cercare di recuperarsi, per cercare di migliorarsi. Se questo segnale non viene recepito si potranno adottare provvedimenti più gravi e dunque sta a significare che questo gesto, che può essere quasi di buona volontà da parte delle istituzioni, non sarebbe stato colto nella sua giusta misura.